Bella raga, ciao a tutti, dal commendatore veneziano, la delusione è ancora atroce. Mi sono fermato un attimo con GP4 per stata dura perdere un mondiale a 2 per 2 punti all'ultima curva, errore del Cuba e Barrichello vince il suo primo mondiale. Dopo tante sfortune ha avuto un culo devastante. Si riparte 2004, Williams. Per rimanere in Williams devono vincere l'ultima possibilità di vincere un costruttori o il piloti. Siamo in pole, la gara delle gare, Melbourne, la mia gara preferita, una di quelle dove sono più forte. Sta salendo la Renault come prestazioni. Quinto Alfonso, quarto Trulli. Michael Schumacher secondo, anche lui ha perso il mondiale. E Rubens Barrichello, campione del mondo. Terzo, non è prevista pioggia per le gare odierne. È un Kuma teso. Buttare via mondiale così è dura. Il quarto di fila ho perso, da pirla proprio. Vai Melbourne, devo vincere la mia gara. Clutch out, we're green. Go, go, go. Sono cambiate che le sovra. Impressioni, ragazzi. Subito attenzione, subito Michael. Ricordiamoci che sono fortissime le Ferrari qua. Però questa è la mia gara. Ho fatto la pole non per la macchina, ma per la prestazione sublime veneziana. Quindi Melbourne non deve ingannare. Anche l'altra non siamo partiti a bomba. Ma ho buttato via un mondiale già vinto. È incredibile, ragazzi. Viene da piangere solo a pensarci. Cosa ho buttato via? Barrichello con vittoria anche in meno. Ha vinto l'anno che meritava meno, secondo me, Rubinho. Vabbè. Qua Melbourne deve essere la solita grande vittoria, sperando che la macchina tenga, perché la Williams 2004 ai blocchi di partenza non è proprio una macchina propriamente meravigliosa. Non è propriamente meravigliosa. Ma sono cambiate le sovraimpressioni TV. TV style cambiato. Questo vuol dire che stiamo entrando in una F1 un po' più moderna, forse. Attenzione, Barrichello è vicinissimo. Mamma mia, Barrichello vola. Il campione del mondo Rubinho vola. Le Ferrari sono fortissime quest'anno. Non ci credo. Mamma mia, Schumi mi ha salvato. Grazie, Schumi. Oddio, aspetta. No! Ok, good pace. Carry on with the job you're doing. Mamma mia. Problemi per la Williams. Comunque è una macchina che in qualifica, nonostante la pole, ho fatto la pole per pochissimo, meno di un decimo. Per una macchina difficile da governare, Barrichello se ne sta andando, ragazzi. Se prendiamo le bombe anche nella nostra Melbourne, so cazzi, detta proprio in francese strettissimo. Questa è la nostra Melbourne. Schumacher si è detto alla fine che un commento che ha dato un po' fastidio all'asso brasiliano. Ha detto, gli è dispiaciuto un po' per il Kuma. Ha detto, avevamo entrambi 3 titoli. C'è una rivalità, ma una bella rivalità c'è stata nell'ultimo anno trascorso. E una vittoria del Kuma poteva essere stimolante anche per Michael Schumacher. Chiaramente anche Juan Pablo Montoya distrutto, che ha perso un'occasione unica di diventare per la prima volta campione del mondo. Certo che sono preoccupato se non riusciamo a portare a casa la vittoria nella mia Melbourne, ma Barrichello mi ha completamente sverniciato. Fastest di Rubinho. Ok, good pace. Carry on with the job you're doing. Carry on, carry on. Barrichello purtroppo se ne sta completamente andando. Un Barrichello a dir poco afrodisiaco. Inizia il mondiale 2004 con tante incertezze, paure, tensioni. Non può tenere sto ritmo però Rubinho. Sta avvicinando anche Schumacher. Forse ho perso l'altro anno la grande occasione di vincere con Montoya la Williams il mondiale. E non sarà rinnovo se non arriva o il costruttore o il piloti, quindi sono abbastanza preoccupato. Anche perché la Ferrari ha mantenuto la sua linea, cioè nel senso vuole mantenere la sua il suo team e anche la McLaren, quindi posti importanti sono già tutti occupati.
Schumi sta arrivando e io sto prendendo la Barry. Mentre qua mi You've supera dropped into anche... P3. P3. Ragazzi, Ferrari a dir poco mostruose. Second Lungo, place. lungo. You're in. You've dropped into P3. Ci ha provato. P3. Ferrari di un altro pianeta. Ho perso un'occasione a dir poco scandalosa di vincere il quarto titolo, che credo. Sarà dura, raga, perché vedo, cioè, se le Ferrari vanno così forte nella mia gara, una di quelle dove vinco quasi sempre, si prospetta già una doppietta Ferrari. Sta arrivando anche, vabbè, anche Button no, però anche Button è troppo. No, le Ferrari hanno un ritmo devastante. Hanno detto che forse erano la macchina migliore quest'anno di tutte le vittorie. Staremo a vedere. Hanno vinto già 6 titoli costruttori consecutivi e ben 5 piloti. 1 con Irvine, 3 con Michael Cume e 1 con Rubinho. Ma Veneziano ha troppa voglia di dimostrare che può vincere anche con una macchina inferiore. Ma no, ma ragazzi, Ferrari devastanti per il momento. Barrichello a ogni giro fa il giro record. Okay, good pace. Carry on with the job you're doing. Il Juan Pablo Cume non tiene il passo. Né di Rubens Barrichello, campione del mondo 2003, regalata a Suzuki. Ce l'ho ancora qua, raga, veramente, mi dà un fastidio aver perso proprio da pirla così. Ero già pronto a festeggiare il quarto championship. Ed è frustrante ripartire così. Mamma mia. Ci sta provando Veneziano ad avvicinarsi. Ma le Ferrari sembrano veramente devastanti, 2004 che si prospetta forse duro per la Williams. Attenzione, Schumacher ha problemi! Problemi per Schumacher! Problemi sicuri per Michael Schumacher! Problemi incredibili per Schumacher! Pazzesco! Problemi, affidabilità, grandi prestazioni, ma la Ferrari crolla con Michael, incredibile! Schumacher saluta, yellow flag. È che ho 6 secondi da Barrichello purtroppo, ma Schumacher abbandona la gara. Fuori dalla carriera Michael Schumacher. Ma non mi dice il perché no, con questa grafica nuova non mi dice cosa è successo però. Pazzesco Michael, si è visto subito il problema. Giorgione Pantano il miglior speed trap. Pazzesco. Fuori anche Kimi Raikkonen. Subito ritiri importanti in questa prima gara qui a Melbourne, ma Schumacher è pazzesco. Adesso basterebbe anche il ritiro di Rubinho per rendere la gara sublime. Barrichello ha una carica dopo il titolo vinto, ne ha persi tanti contro di me, di pochi punti, addirittura pari punti, ho vinto per le vittorie in più. Adesso ha fatto finire la dinastia Michael Cume e adesso vuole cominciare lui la sua dynasty.
Continua a perdere giro dopo giro. Mamma mia, 7 secondi mi sta dando nella mia Melbourne. Yellow flag, yellow flag, yellow flag. Purtroppo però non è Rubinho. Bruni. Carla Bruni. Vogliamo il ritiro di Rubinho, lo pretendiamo adesso. Zero pesante per Michael comunque. Guadagno su Button, ma straperdo su Baef. Sembrano veramente devastanti le Ferrari, purtroppo. Ancora giro veloce di Barrichello. Just 3 laps to go now. 3 laps. Ho perso abbastanza però qua da Button. Sta pompando Jensen. Mamma mia, che gara difficile. Dai, che magari anche Barrichello comincia a perdere qualcosa. Ok, ho preso tanto adesso da Button. Ai ai. Almeno un testacoda, neanche. Ridammi quello che ti ho regalato a Suzuka, maledetto. Comunque il Kume continua a dimostrare di essere sempre comunque competitivo. Boom! 2 laps left. Next time by will be your final lap. Giro record di Montoya, adesso lo fa. Un mitologico fastest, proprio alla fine. No! Mamma mia. Che rischio, Beppe. E tu sei Barrichello, un testacodino all'ultimo giro. Qua ci corrige stile che tanto ormai... Ma il ritiro di Schumi, it's incredible. Inizia l'ultimo giro, final lap. This is your final lap of the race. Yellow flag, ma non è Barry. Non è Barry. Proprio Button, incredibile, dentro di noi. Che sfortuna, Jenson. Alonso ai box ha fatto un incidente incredibile. Mamma mia, Alonso non riesce a fare il passo successivo per vincere. Garo comunque a fare grandi cose.
Se finisce così, 2 italiani sul podio, non capiterà il 1492, scoperta dell'America, Cristoforo e Colombo sul podio. Tanto Barrichello inizia il mondiale in maniera devastante, con una vittoria fenomenale. Ultime curve, Barrichello vince e noi comunque portiamo a casa un preziosissimo secondo posto con un Schumi ritirato. Veneziano porta, buon Pablo Cume porta a casa un buon secondo posto. Yes, well done, well done. Blau job, blau job. Cos'è il tricheco? Mamma mia, orribile, orribile. Ok, raga, ho fatto fatica in qualifica, nono posto, Paul di Kimi, secondo Michael, Barrichello quarto, noi appunto finiamo al nono posto con leggera pioggia, vediamo la gara, pioggia torrenziale, oh no, non mi asfalto 2 su 3, quindi no, io direi no monsone, ma hard wet lui mette, invece io rischio soft wet. Vai raga, mamma mia che inizio difficile, sento che la macchina è molto inferiore però non farò un miracolo quest'anno, sarà durissima. L'altro anno ho buttato via tutto. Clutch out, we're green. Tanti dicono che il Como doveva abbandonare subito, ma aveva un contratto di 2 anni. You've dropped into P10. Voglio rispettarlo. 8th place. You're in 8th place. Attenzione! Troppo veloce, troppo veloce. P6, we have Mamma mia. P6, we have P6. Mamma mia. P5. Mamma, scusate ragazzi, non so, con la pioggia vado talmente poco che ho fatto la gaff atrocissima. You're down to P6, P6. Adesso non devo più sbagliare. P5, P5. Almeno ho beccato una Jaguar, dai, che non è in lotta per un cazzo. Sorry, veramente non sono abituato, anche perché l'altro anno ho beccato la pioggia praticamente mai. Quest'anno già la seconda gara, piogge importanti in Malesia. In Malaysia. Ferrari mi sembrano già prima e seconda. No? Sì. Oddio. Vai, vai, vai. Non ho minimamente le misure. Lasciatemi un piccolo... Anche perché sta macchina comunque fa schifo, mamma mia. Non mi sto trovando minimamente. Guarda come sbanda. Sarà un mondiale. Perché pit? Cos'ho? Non capisco perché pit. Ho qualche problema, non lo so. Ok, good pace. Sì. Carry on with the job you're doing. È già doppietta Ferrari ancora, come in Australia. E Barrichello sempre, ragazzi, Barrichello vuole vincere il secondo di fila, Faccio fatica, ragazzi, Non ho una macchina performante. Purtroppo. Comunque c'è solo il tracciato bagnato, non piove in realtà. Abbiamo avuto tutte le qualifiche prima della gara.
cosa? Adesso penso ancora a cosa ho buttato via. Devo prendermi un mese di riposo da GP4 perché mi sono girati troppo i coglioni. Non lo prendo mica Kimi. Yellow flag ma dietro. Yellow flag ma dietro. Ci vuole l'errore davanti di qualcuno. Giro record di Michael Schumacher. Okay, good pace. Carry on with the job you're doing. A questo punto devo sperare nella vittoria di Schumacher. You're down to P6, Aia. P6. Guardate, mamma mia, salvato da Ralph. Grazie Ralph. Sì, però la macchina non c'è. Perde la posizione anche da Jarno Trulli. Attenzione, qualcuno sbaglia. Button. No, problemi. Forse sono problemi. Problemi per Jenson Button. You have P5, P5. Devo essere quarto, cazzo. Ancora il ritiro per Button, che sfiga. E la Honda male. Che mondiale, ragazzi. È partito subito con tanti ritiri. Cazzo, devo essere quarto. Ho perso. Ma non... Un passo veramente scandaloso. Brutto passo per buon Pablo Cume. Se ne stanno, adesso sta diluviando. Forse è da Monsone, chi lo sa. Tanto qualcuno va fuori. Incidente probabilmente sarà una gara complicata, raga. Tanto vuelta rapida di Michael Schumacher. Fuori Baumgartner. Io no passi. In inglese Schumi è primo, Michael è primo, va bene. Anche se sarà Michael che lotteremo con lui, credo, se ce la facciamo lottare. Attenzione ancora, yellow flag. Sta succedendo il finimondo in questo inizio di mondiale. Sì, una Ferrari di un altro pianeta, però. Fuori fisico. Sta diluviando adesso. Vediamo se qualcuno andrà ai box. Io non lo so, se gli altri vanno provo a star fuori, ovviamente. Ma non la tengo. You're down to P6, P6. Maledetto Ralph. P7. You're in P7. You have P5, P5. Si è ripreso la posizione il Cume. Mamma mia, Ferrari iper devastanti. Noi stiamo soffrendo l'impossibile per tenere la quinta piazza. Mamma mia. Ferrari show. Tanto Coulthard supera Ralph. Qualcuno va ai box. Attenzione Coulthard. You're down to P6, P6. No, non la tengo più. No! You've dropped into P10. You're in ninth Attenzione. position. Basta, è andata. You're down into P16. È andata, è giusto così. Fatto schifo, è andata. Ah, Dio mio. Sì, ritiriamo.
Raga, andiamo a vedere classifiche, domina già la Ferrari, 18 barri, 10 Schumi, poi Trulli 12, Veneziano, Montoya 8 e poi via tutti gli altri, costruttori ancora più dominio Ferrari con 28 punti, Renault 16, Williams 12. Una vittoria per testa per le Ferrari, Barri Schumi, pole totali, una con Pablo Cube, una Raikkonen. Dopo 2 gare, una pole, un podio, un ritiro e 0 vittorie. Inizio difficile, forse partivano ancora le scuole dell'anno scorso, però la monoposto vi assicuro, raga, che non mi sembra degna del titolo. Dovrò fare un miracolo. Raga, un saluto del comandone veneziano. Ciao!